Una piccola sala, però bellissima, dedicata a molti appuntamenti che abbiamo già in programma, monologhi, incontri, poesia, e poi è così alta e bella anche per ospitare i nostri capolavori, i Podrecca. Quindi una sala aperta alla città e che inizia la sua programmazione da gennaio del 2025. Il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia celebra i 70 anni dalla propria fondazione e dal ricongiungimento di Trieste all'Italia. A dare il via al programma è stata l'inaugurazione della Sala 1954 al primo piano del Rossetti, un ambiente polifunzionale con 54 posti in passato usati come uffici, sala prove e magazzini. Un gruppo di intellettuali già a partire dal 51-52 volle dotare la città di Trieste di un teatro in lingua italiana, di un teatro stabile in lingua italiana, e un gruppo guidato dall'allora sindaco Gianni Bartoli, e questo sogno di questo gruppo di intellettuali si concretizzò effettivamente il 22 dicembre 1954 con uno spettacolo di Goldoni, La donna di Garbo, che andò in scena e diede il là all'attività del teatro stabile. Il doppio anniversario sarà poi ricordato attraverso due spettacoli: Trieste 1954 di Simone Cristicchi il 26 ottobre, mentre dal 1 al 10 novembre sarà il turno di 26 ottobre Un mare d'ombrelli di Gianni Gori, che avrà una doppia veste radiofonica e teatrale. Si lega alla nascita del Teatro Stabile anche il Focus Goldoniano, che apre la stagione 24-25. Noi inauguriamo la stagione il 2 di ottobre con Sir Todoro Brontolone. Tutto questo non è casuale, inauguriamo dopo 70 anni con lo stesso Goldoni, allora era La donna di Garbo, invece per noi il Sir Todoro. Ma durante i prossimi mesi ospiteremo la Locandiera con Sonia Bergamasco, la regia di Antonio Latella, poi ospiteremo Andrea Pennacchi col suo Arlecchino punto di domanda, e poi i memoir di Lino Marrazzo.